Buonasera a tutti e ben trovati dal Circolo Stella Azzurra, dove stiamo per assistere alla 13ª giornata di Serie A Lega Calcio a 5. Le due squadre a sfidarsi oggi saranno Fly Brasil contro Cresis, però sempre chiusi bene, ancora sulla sinistra. Lotta qui Vittadella, attenzione, gol subito, bellissimo, si era liberato sulla sinistra il giocatore del Cresis, non è stato marcato forse a dovere, non se ne avvedono i difensori e quindi 1-0 Cresis. Malarbi, bottata fortissimo ed è il 2-0. Bellissima questa conclusione di Malarbi che tira fortissimo, non può nulla il portiere. 2-0 Cresis. Bene in fase difensiva. Ora filtrante per Corsi che sigla il 3-0 per il Cresis che sta dominando sulle ripartenze. Farà sportellate. Poi palla in profondità, bella per Vallocchia, Vallocchia 1 contro 1, Vallocchia salta al portiere, Vallocchia, ancora porta scoperta, Vallocchia 3-1, partita riaperta, è entrato con il giusto spirito il Fly Brasil che vuole riportarla in parità. Lascia per Bernaschi, ecco la punta, riapre definitivamente la gara, 3-2, bellissimo ora, il tiro di Bernaschi con l'esterno della punta. Con un tiro, ma il Cresis ora è alle corde, si difende solo, vediamo il Fly Brasil. Scambio fra Bernaschi e Rama, Bernaschi la mette in mezzo, Vallocchia! 3-3, gara riaperta, bellissimo! Tutto di prima, con 3 passaggi micidiali, arrivano in porta e riaprono definitivamente la gara, 3-3. Ottimo colpetto, non riesce a metterla giù. Qui attenzione, Vallocchia si inserisce per il 4-3, partita capovolta da 3-0, 4-3 Fly Brasil, è tornato Vallocchia che si era spento un po' nel primo tempo, nel secondo fa valere tutte le sue qualità, 4-3 Fly Brasil. Costa. Corsi si gira ed è il pareggio di Corsi, lasciato forse troppo da solo, che aggancia bene e si gira, 4-4. Bernaschi, Rama, ancora Bernaschi, Linori qui, 6-5, Linori, Valerio Linori che chiude così una gara bellissima. Allora Barbosa, finisce qui, Fly Brasil batte 5-4 il Cresis, una gara bellissima.